comuni veneti il grido dei primi cittadini guidati da Mario Conte. Zaia sul CPR: non risolve il problema nessuna ipotesi, per ora mi è stata avanzata. Nel frattempo a Roncade il vertice di Finmeccanica con gli industriali e il ministro del lavoro Calderone. Il decreto flussi è una risposta alle imprese sia ai migranti regolari, ma va potenziata la formazione dei paesi di appartenenza. Il femminicidio di Tombolo: dopo la confessione dell'assassino della 56enne romeno Liliana Coita, i carabinieri stanno cercando di capire quando è avvenuto il delitto. Martedì alle 14:30 a Roma i funerali di Marco Bettolini, il 46enne di Bassano morto annegato nella cisterna della cantina vinicola di San Paolo di Piave, l'addio nella capitale dove si stava per trasferire. Il 2 maggio scorso un dirigente del cantiere Tava a Montebello fu picchiato con una mazza da baseball e 3 arrestati dai carabinieri. In arrivo oltre 3.000 nuovi docenti nelle scuole del Veneto, immissioni in ruolo anche di oltre 800 insegnanti di sostegno, effetto di 7 concorsi ordinari e straordinari. Dall'altopiano a Bressanvido quasi 100 malgari e 600 animali partiti questa mattina da Foggia per lo spettacolo e la tradizione della transumanza più lunga d'Italia. Buonasera, ben ritrovati. Edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque lo avete sentito, stati generali dei sindaci veneti oggi a Verona, tema principale i migranti ma anche i fondi già acquisiti che ora il governo vorrebbe stornare. Chiari i messaggi lanciati a Roma a partire dai centri di detenzione ed espulsione. Il tema dei migranti è stato l'asse portante degli stati generali dell'ANCI regionale che si sono tenuti nella sala della Gran Guardia a Verona. Un tema spinoso per i comuni veneti e lo si è capito quando è calato il gelo in sala dopo questo messaggio lanciato dal palco sui centri di permanenza per i rimpatri. Adesso c'è il tema del CPR, riguarda i sindaci. Il CPR è una lotteria, ragazzi. Presente a tombola. Manca un numero a far tombola, qua non si vince niente però. Ci sarà. Se si realizzerà, se arriverà una proposta, ci sarà un comune che ce l'avrà. Presidente che comunque poco prima ha sottolineato. Non abbiamo nessuna notizia rispetto ai centri per i rimpatri e comunque il CPR non risolve il problema degli arrivi, questo lo dobbiamo dire. Posizione condivisa anche dai sindaci delle principali città venete. Dai comuni del Veneto è arrivato un no forte all'idea di grandi concentrazioni sia nelle città sia nei piccoli centri. Dobbiamo fare piccoli hub, piccoli nuclei in cui possano le cooperative lavorare, che vuol dire non superare 50 persone. Dal padrone di casa il richiamo all'unità dei sindaci di fronte a questa ma anche alle altre emergenze affrontate quotidianamente dai primi cittadini. Se il gioco si fa di squadra si riescono a trovare soluzioni che non vengono condizionate da posizionamenti politici o da ideologie o da altri temi. E l'immigrazione è stato uno dei 14 punti del documento che sintetizza questo incontro, che sono stati richiamati dal presidente di ANCI Veneto. Legge di bilancio, politiche sociali, emergenza abitativa, riordino territoriale, autonomia locale sono solo alcuni dei capitoli dove il tema economico è focalizzato soprattutto sui fondi PNRR, con un chiaro avviso al governo. I progetti portati avanti dai comuni sono oltre 500. Il valore complessivo delle opere PNRR in Veneto per i comuni ammonta a 833.997.156 euro. L'impegno verso i nostri comuni deve essere rispettato. Nessuno potrà nemmeno immaginare di dire stop alle risorse che noi ci siamo conquistati attraverso progetti, studi, analisi, presentazione di documentazione. Applausi di condivisione per un documento che ora finirà a Roma, nella speranza che non finisca invece in qualche cassetto. E se poi i piani alti non rispondono, pronti alle barricate? Insomma, diciamo che 563 sindaci veneti che si mettono insieme un po' di rumore lo sanno fare, però noi chiediamo semplicemente rispetto, dialogo e confronto, ma sono sicuro che arriverà. Insomma, se non vi stanno ad ascoltare, marcia su Roma? Marcia su Roma, oppure faremo una bella mischia per andare in meta e sono convinto che in meta ci arriveremo. Nel frattempo a Roncade il vertice di Finmeccanica con gli industriali e il ministro del lavoro Calderone. Il decreto flussi è una risposta alle imprese sia ai migranti regolari, ma va potenziata la formazione dei paesi di appartenenza.
Se riusciamo a smontare questo diciamo, riferimento che abbiamo a fronte dell'immigrazione pensandolo solamente come quello che vediamo a Lampedusa, invece vederlo come una vera opportunità legato ovviamente a un programma che è impegnativo di formazione e di addestramento di queste persone nei loro territori, come è stato ben detto anche dalla ministra Calderone. Ecco, questa è una chiave fondamentale, cioè, siamo ancora sorpresi che non si riesca a capire il valore di tutto ciò. Qualcuno mi ha detto ma in realtà quindi volete trasformare il tema del flusso immigratorio in realtà sempre a vostro beneficio. Ho usato questo argomento, dico guardate che il beneficio delle imprese è beneficio del paese. Zero ideologia, molto senso pratico. È questo che gli imprenditori chiedono al governo e alle istituzioni comunitarie nel giorno in cui all'H Farm di Roncade si riunisce l'Assemblea Nazionale di Federmeccanica, una delle principali filiere del Made in Italy, guidata dal vicentino Federico Visentin. Considerazioni che fa propria anche Confindustria Veneto Est, con Leopoldo Destro tra i primi, ancora in tempi non sospetti, a sollevare la questione. I dati parlano chiaro, le aziende non riescono a trovare manodopera né in quantità né in qualità, quindi in quantità addirittura vicino al 50% e passiamo addirittura al 70% in termini di qualità, quindi le discipline diciamo STEM più tecniche. Quindi secondo me bisogna essere assolutamente concreti e portare avanti azione concrete. Ci apriamo sicuramente anche a un utilizzo intelligente della normativa sui flussi migratori nel momento in cui abbiamo messo fuori quota e quindi fuori da quelli che sono le richieste di permessi tutti coloro i quali provengono da un percorso di formazione che viene fatto ovviamente con l'ausilio del governo italiano e nello specifico anche del Ministero del Lavoro nei paesi d'origine. Ma il tema migratorio non è certo l'unico punto all'ordine del giorno, con una legge di bilancio tutta da scrivere e ancora il fronte della transizione tecnologica. Da Carlo Bonomi un alert specifico. L'Europa dice si deve occupare di crescita e investimenti. Attenzione, noi siamo abituati con un sistema di welfare state che ci invidiano in tutto il mondo. Se noi non abbiamo un'ossessione alla crescita, a breve avremo un problema di sostenibilità e la sostenibilità del welfare state crea problemi sociali. Parole, quelle di Bonomi, condivise dal ministro all'economia Giancarlo Giorgetti, collegato online, da priorità fissata quella del taglio del cuneo fiscale. Non adagiarsi sui risultati conseguiti, limitandosi ad auspicare aggiustamenti inerziali, ma aggredire i nodi sostanziali che abbiamo davanti. Bufera in Lega, l'invito di una maggiore compattezza lanciata da Nicola Finco dopo Pontida risponde a mezzo stampa. L'assessore Giampaolo Bottaccin e il Bassanese risponde: io lavoro per il territorio e per la sanità. Dopo il raduno leghista di Pontida, il vicepresidente del Consiglio regionale Veneto, Nicola Finco, aveva raccomandato ai colleghi di partito unità e attenzione in un momento piuttosto burrascoso per il movimento. E nelle scorse ore l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin gli ha risposto a mezzo stampa. Non ho mai attaccato nessuno, anzi con l'assessore Bottaccin c'è sempre stato un ottimo rapporto di amicizia, di collaborazione, visto che siamo colleghi da diversi anni. Ho solamente fatto un appello nei giorni scorsi proprio da questa emittente, richiamando tutti quanti all'unità all'interno del partito, nel lavorare unitamente insomma, per il bene del nostro territorio ed evitare polemiche strumentali che fanno solamente il male all'interno del movimento. E poi mi sono ovviamente trovato questa mattina con una serie di accuse o non posso definirle ingiurie, ma insomma veramente sono rimasto senza parole nel leggere certe cose. Fra le accuse che Bottaccin muove a Finco c'è quella di aver fatto interrogazioni, così si legge sui giornali, contro la sanità del Veneto. Chiaro riferimento alle interrogazioni che il vicepresidente Finco aveva formalizzato per fare chiarezza sulle dinamiche organizzative dell'U7 Pedemontana. Io sono rappresentante regionale di questo territorio da circa 13 anni e penso di essere sempre stato riconfermato perché sono una persona coerente che sa cogliere quelle che sono le necessità del territorio ma anche i bisogni e le emergenze e poi ovviamente tramutarle in atti politici per migliorare quella che è la situazione. La sanità è uno dei punti dolenti, io sono sempre stato uno a contatto con il territorio e quindi tutte le rimostranze, ci ricordiamo anche lo scorso anno più di 3.000 firme raccolte sul nostro territorio
per denunciare determinati servizi, e io in qualità di consigliere regionale ho fatto delle interrogazioni, no contro la sanità, ma per la sanità, perché io voglio che la sanità del mio territorio torni ad essere la sanità che avevamo qualche anno fa. Finco non le manda a dire e conferma che continuerà a lavorare per la sanità del territorio e per i cittadini. E siccome a mio parere sono state fatte delle scelte organizzative sbagliate, ho avuto il coraggio di dirlo, di denunciarlo e di chiedere anche dei chiarimenti a chi di dovere. Se questo dà fastidio a qualcuno mi dispiace, però io sono una persona prima di tutto coerente con il mio elettorato, una persona con la schiena dritta, e sicuramente continuerò ad operare finché avrò il mandato dei cittadini per fare il bene del mio territorio. Ed ora parliamo della scuola. La lunga marcia iniziata dall'ufficio scolastico regionale, coadiuvato dagli uffici di ambito territoriale delle province del Veneto, si è conclusa portando in cattedra i 3.205 nuovi docenti previsti dal contingente per l'anno scolastico 2023-2024. Rispetto allo scorso anno, 1.783 insegnanti, le immissioni sono quasi raddoppiate, effettuate anche le immissioni in ruolo per il sostegno che arrivano a quota 873. Per quanto riguarda gli assistenti amministrativi, gli assistenti tecnici, il laboratorio e i collaboratori scolastici, il personale dunque ATA, le immissioni in ruolo sono state 915. Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Marco Bussetti ha comunicato oggi i risultati alle organizzazioni sindacali, un lavoro complesso dato che si tratta di immettere in ruolo docenti provenienti da ben 7 concorsi tra ordinari e straordinari. Ed ora la cronaca con il femminicidio di Tombolo nel Padovano. Dopo la confessione dell'assassino della 56enne romena, i carabinieri stanno cercando di capire quando è avvenuto il delitto. Quando è avvenuto il delitto, mercoledì notte o giovedì all'ora di pranzo? Ci sono alcuni punti che ancora non coincidono nella cronaca delle ultime ore di vita di Liliana Coita, la 56enne romena trovata morta in un appartamento nel pieno centro del piccolo comune di Tombolo. Il corpo della donna è stato scoperto dai carabinieri poco dopo le 13 di giovedì, dopo che il 49enne marocchino Youssef Maid si è presentato in caserma confessando di aver ucciso una donna che lui ha definito essere la sua compagna. Lo straniero avrebbe raccontato di averla uccisa il giorno prima, soffocandola con un cuscino, e poi di aver vagato a lungo, ma un testimone avrebbe visto intorno all'1 di notte nello stesso giorno Liliana Coita insieme all'uomo mentre in bicicletta gli urlava di riconsegnargli il cellulare. I carabinieri stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio. Fondamentali saranno i riscontri del medico legale che è rimasto a lungo all'interno dell'appartamento di via Vittorio Veneto. In casa nessuna traccia di sangue è stata rilevata. All'interno dell'appartamento, oltre alla 56enne romena e al suo assassino, vivono anche un operaio siciliano che risulta residente e una donna cinese che fa la lavapiatti nel vicino ristorante. Quest'ultima avrebbe riferito che negli ultimi tempi i rapporti tra Liliana e il 49enne marocchino ora confesso del delitto erano tesi. Il paese sotto shock. In molti ieri hanno assistito, al di là delle transenne, alle operazioni degli inquirenti. Come si fa a essere sconvolti? È una cosa così? La vedevamo solo al telegiornale. Un paese che è sempre stato tranquillo, non ha mai avuto problemi di sorta e che purtroppo, non mai dire mai, può succedere dappertutto e mi dispiace tanto. La vittima aveva una sorella che vive poco lontano, ma in questi giorni è in Romania, dove è stata raggiunta dalla tragica notizia. Nel frattempo il suo assassino resta in carcere in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Viveva da un anno in quella casa, ma nessuno in paese conosceva Liliana Coita, l'ennesima vittima di femminicidio. Liliana Coita viveva in quell'appartamento dove ha trovato la morte da circa un anno, dall'ottobre del 2022. La donna però era in Italia dal 1999, era rientrata per un periodo nel suo paese d'origine, la Romania, ma poi per stare vicino alla sorella che vive a Donara aveva deciso di tornare nel Padovano a Tombolo. Una professione saltuaria, pare come badante. In quell'appartamento risultava residente, così come un operaio siciliano. Gli altri due invece erano ospiti, una cameriera cinese
cinese, e il marocchino Youssef Maid, il 49enne che ha confessato di averla uccisa soffocandola con un cuscino. L'uomo ha detto ai carabinieri di essere il suo compagno, ma i familiari di Liliana, la sorella e anche il nipote, non erano a conoscenza di questa relazione e hanno definito lo straniero un semplice coinquilino. L'appartamento di via Vittorio Veneto in cui si è consumato il delitto è in pieno centro a Tombolo, ma nel piccolo comune dell'Alta Padovana nessuno sembrava conoscere la donna dal volto gentile. Poche informazioni su quella signora che si vedeva così di rado. Pare che ultimamente avesse avuto dei problemi di salute. La sorella la aiutava perché la 56enne non riusciva più a lavorare come badante. Ed ora nel Trevigiano, nuova tragedia della strada nella Marca, a perdere la vita un 46enne di Miane, la tragedia Farra di Soligo. È finito fuori strada ed è andato a impattare contro un muretto che delimita la carreggiata, morendo sul colpo. Il tragico schianto è accaduto ieri sera a Farra di Soligo verso le 21. A perdere la vita Michele David, di 46 anni, originario di Venezia ma da tempo residente a Miane. L'uomo, alla guida di una Toyota Yaris, è finito fuori strada all'incrocio fra via Barche e via Cavallotto in località Campea. A Miane la notizia della morte di Michele è stata appresa con molto stupore dai tanti amici che frequentava e che stamattina hanno portato dei fiori sul luogo dell'incidente. La sbandata si è verificata con ogni probabilità mentre il 46enne scendeva da Guia verso via Canalnovo, mentre percorreva la strada che collega il centro abitato di Campea a quello di Col San Martino. Nella curva con via Cavallotto la fuoriuscita fatale e lo schianto contro un muro di contenimento di 40 cm completamente sbriciolato dal forte impatto. L'auto si è fermata sopra il muretto, a terra ancora alcuni pezzi della carrozzeria, compresi i fanali. Sul posto è giunto in breve tempo il SUEM 118. I medici però, dopo lunghi tentativi per rianimare il 46enne, non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Troppo gravi le lesioni riportate. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Autostrada di Vittorio Veneto e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. La polizia ora dovrà stabilire quali possano essere le cause che hanno provocato la fatale uscita autonoma di strada. Non si esclude il malore o l'asfalto reso viscido dalla leggera pioggia caduta nella zona proprio in serata. Si svolgerà martedì prossimo 26 settembre alle 14:30 a Roma, dove era nato il funerale di Marco Bettolini, l'enologo di 46 anni che viveva a Bassano, morto annegato la settimana scorsa nell'azienda Cadiraio a San Polo di Piave. L'uomo stava cercando di salvare un collega che era entrato nell'autoclave, pare per verificare un problema tecnico, quando si è sentito male cadendo con il busto in avanti nella trentina di centimetri di vino presente, pochi centimetri che gli sono stati però fatali. E ancora cronaca dal Vicentino, questa volta brutale aggressione ai danni di un dirigente nel cantiere TAV a Montebello Vicentino, che il 2 maggio fu picchiato con una mazza da baseball e eseguite 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Hanno stazionato per ore all'esterno del cantiere alta velocità fra Canzana di Montebello Vicentino a bordo di un SUV con il quale erano arrivati dalla Lombardia. Non appena il loro obiettivo ha lasciato l'area del cantiere, attraversando il cancello d'ingresso con la propria auto, i 3 indagati gli hanno bloccato la strada. Sono scesi dall'auto col volto travisato e brandendo una mazza da baseball hanno aperto lo sportello dell'auto della vittima. Poi 20 secondi di brutale pestaggio. Tutto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza ai danni del direttore tecnico della ditta Salcef, azienda impegnata nella progettazione dei cantieri della TAV in Veneto. Brutalità fermata dall'intervento di colleghi e operai che hanno evitato il peggio. Dopo l'estrema violenza, i 3 si sono poi allontanati dal cantiere facendo perdere le proprie tracce. L'uomo, 66enne di origini romane, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Arzignano e affidato alle cure dei sanitari che hanno riscontrato lesioni gravissime dalle quali ad oggi ancora non risulta essere guarito. I fatti risalgono al 2 maggio. Di lì è partita la complessa
complessa attività di indagine. Oggi i carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del locale tribunale su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale Berico nei confronti dei 3 di 45, 46 e 52 anni, residenti nelle province di Milano e Monza Brianza, tutti con precedenti penali. Uno dei 3 arrestati, fra l'altro, era sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali e non avrebbe potuto lasciare il territorio della Lombardia. Le indagini proseguono per accertare l'esatto movente della spedizione punitiva. Intanto è forte lo sconcerto del sindaco per l'episodio. Un episodio grave, devo dire sinceramente anche sconcertante sentire che succedano simili episodi, questo brutale pestaggio nei confronti di questo ingegnere comunque dipendente della Salcef, una società che conosciamo che lavora all'interno dei cantieri della TAV. Posso dire che con soddisfazione ringraziare le forze dell'ordine che a distanza di pochi mesi sono riusciti comunque a risolvere questo brutto episodio. È un giovane di Favaro in provincia di Venezia con problemi psichici, già seguito dalle strutture sanitarie, il picchiatore autore di una decina di aggressioni a Piazzale Roma a Venezia. Sentiamo. Colpisce a caso, scegliendo la sua vittima tra la marea di passanti che gravita a Piazzale Roma, dove dopo le risse e gli accoltellamenti di quest'estate, dopo le aggressioni ai consiglieri regionali da parte del clochard che continua a imperversare nonostante decine di denunce, DASPO e fogli di via, ora c'è anche il picchiatore seriale. Da qualche tempo un giovane picchia o tenta di picchiare ignari passanti coi quali non ha avuto prima niente a che fare. Sulla sua identità peraltro non ci sono misteri, è residente a Favaro. Si tratta di un ragazzo di origine straniera che purtroppo ha dei problemi psichici, è in cura al CSM di Favaro e ahimè compie questi atti che sono atti sicuramente deplorevoli ma che sono determinati principalmente da una condizione psichica che non è sana. È meglio prevenire piuttosto che curare, quindi cerchiamo di bloccare questi comportamenti e di fare un percorso di reinserimento sociale a questa persona che abita a Favaro. Le aggressioni finora sono state circa una decina, ma a preoccupare più del caso specifico e nonostante la vicenda sia attenzionata dalle istituzioni è il timore di un problema più ampio che appare strutturale al nostro sistema quando si rivela inefficienti ad affrontare casi apparentemente semplici, come nel caso del clochard che nonostante un pacco di DASPO e fogli di via continua a stare proprio a Piazzale Roma. Seppure il sistema giudiziario mette al centro la persona e cerca comunque attraverso, penso all'istituto della messa alla prova piuttosto che i lavori di pubblica utilità per il reinserimento sociale, perché la pena deve avere comunque una funzione rieducativa, purtroppo queste situazioni si protraggono e non si capisce perché. Evidentemente bisogna intervenire con una riforma che sia efficace e che sia pronta per risolvere anche queste situazioni. Un altro colpo alla criminalità in via Piave a Mestre, una maxi operazione delle Fiamme Gialle contro spaccio, degrado e abusivismo. Circa 200 persone controllate, di cui 11 segnalate alle autorità, lotta allo spaccio, al degrado e all'abusivismo. Con 80 uomini in campo la Guardia di Finanza di Venezia ha condotto una maxi operazione in via Piave a Mestre, nell'ambito di quanto disposto dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto di Bari e che vede l'impegno di tutte le forze dell'ordine. L'attività è stata pregnante perché oltre a questi 80 uomini abbiamo impiegato anche 3 unità cinofile e il nostro elicottero. Siamo riusciti ad identificare 200 soggetti, abbiamo segnalato alle autorità competenti 11 soggetti per essere stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti, 2 sono stati addirittura trovati in attività di spaccio. A questi soggetti sono stati sequestrati hashish, cocaina, 700 euro in contanti, uno dei 2 ha subito anche un processo per direttissima perché non era in regola con il permesso di soggiorno. Quindi è stato sottoposto al divieto di ritorno nel comune di Venezia e all'espulsione dal territorio nazionale, ma l'attenzione delle Fiamme Gialle ha riguardato più ambiti operativi, compreso quello delle attività anti-abusivismo. Abbiamo ispezionato diversi esercenti commerciali, per lo più mini market, bar, anche qualche bed and breakfast, gestiti normalmente e per lo più da cittadini stranieri, che purtroppo sono diventati luogo di aggregazione di diversi soggetti gravati da precedenti penali e di polizia
pesanti precedenti penali di polizia. Nel complesso sono state contestate violazioni amministrative per oltre 50.000 euro, individuati 8 lavoratori bengalesi e cinesi impiegati in nero o in maniera irregolare. Sequestrati anche 1.500 articoli a un commerciante indiano e 800 bottiglie di superalcolici in un mini market gestito da un bengalese. Noi non vogliamo arrenderci. Le autorità competenti qui sul territorio sono convinte, e lo siamo anche noi naturalmente, che invece possiamo arrivare al risultato di ottenere quello che ci siamo prefissi. Quindi ci stiamo impegnando perché si arrivi alla fine di questo, disagio sociale che alcuni cittadini in alcune zone della città vivono quotidianamente. Dall'altopiano a Bressanvido quasi 100 malgari e 600 animali partiti questa mattina per lo spettacolo e la tradizione della transumanza più lunga d'Italia. I riti del passato che si intrecciano con i nuovi orizzonti del presente e del futuro per dar vita a uno spettacolo senza tempo. Quasi 100 malgari sono partiti stamattina da Foggia sotto la pioggia per sancire la fine della stagione d'alpeggio e tornare a casa. 600 capi di bestiame, oltre 80 chilometri da percorrere in 3 giorni da Foggia fino a Bressanvido. Una transumanza che si conferma un racconto di racconti, un richiamo al lavoro dei malgari, custodi di un sistema agricolo sostenibile e da sostenere, una tradizione che affascina anche tanti giovani. Molta emozione e tanta felicità. Anche sotto la pioggia nessuno vi ferma? Sì. Lei è con sua figlia? Sì, con mia figlia Zoe. È lei che ha tirato dentro me in questa avventura. Lei è la vera cavallerizza. Le emozioni sono tante. Acqua, non acqua, sempre tanta l'emozione comunque che si prova facendo questo. Poi è una cosa che o hai dentro o hai dentro. Noi abbiamo all'interno appunto dei transumanti è stato creato un gruppo che si chiama Gruppo Giovani Transumanti. Sono veramente la nostra punta di diamante, perché l'energia e la voglia di fare, come ben tutti sappiamo, viene fuori proprio dai giovani. Far gridare alle vacche non è proprio semplicissimo e dopo è stata una meraviglia. C'è stato un momento che mi sono sentito proprio parte di questa terra meravigliosa che è le nostre montagne. Festa della transumanza che durerà fino a domenica 1 ottobre, quando a Bressanvido verrà tagliata la forma di Asiago DOP più grande d'Italia all'interno della manifestazione promossa da Latterie Vicentine, e poi il Festival dell'Agricoltura, giunto alla 9ª edizione per costruire insieme un futuro sostenibile, senza tempo, appunto, come le emozioni di questa transumanza. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al Meteo, previsioni per sabato 23 settembre. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da tempo variabile, con probabilità di locali rovesci anche a carattere temporalesco. Precipitazioni assenti fino a metà giornata, mentre è atteso un peggioramento nelle ore centrali. Temperature in lieve diminuzione. Minime comprese tra i 15 e i 18 gradi, massime dai 20 ai 24 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia atteso tempo variabile con perturbazioni a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Temperature minime tra i 18 e i 20 gradi, massime intorno ai 21-23 gradi. Sul Trentino Alto Adige nelle prime ore della giornata attesi rovesci residui, previste schiarite nel pomeriggio. Non è escluso qualche annuvolamento accompagnato a rovesci di lieve intensità. Temperature minime in netto calo tra gli 11 e i 12 gradi, massime sui 18 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.